Se ce la faremo, fatti i dovuti approfondimenti, andremo in consiglio a breve, altrimenti insomma aspetteranno un mese in più. Non è che cambi molto a mio modo di vedere dopo 20 anni che si attende di trovare una quadratura rispetto a questo intervento di rigenerazione e riqualificazione urbana, sul quale vediamo di buon grado un intervento. Detta una tempistica precisa il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon dopo il pressing della Fondazione Morello che chiede il via libera all'operazione immobiliare dell'area tra via Romanina e piazza Giorgione. Due gli obiettivi dichiarati da parte di Mirko Casteller, presidente della Fondazione: trovare le risorse per appianare i debiti dell'ente morale e togliere dal degrado questo angolo di Castelfranco, meta di vandali e gruppetti. Quel tipo di operazione per noi è un'operazione che deve andare avanti, quindi saremo celeri, ma lo siamo già stati sinora. Ricordo, ripeto, luglio presentata, ottobre è andata in commissione, siamo il 9 di novembre, cercheremo di fare tutto il possibile per portarla al prossimo Consiglio Comunale. Per la minoranza il sì all'operazione è condizionato. Nessuna pregiudiziale quindi. Lo stesso presidente della Fondazione Casteller, dice Sebastiano Sartoretto del Partito Democratico, potrebbe intervenire in aula. Sta bene valorizzare la proprietà, ma bisogna che la Fondazione Morello ci dica poi come andrà ad investire il ricavo che avrà dalla vendita di quegli spazi o comunque dalla cessione a terzi di quella cubatura. Noi intendiamo che la Fondazione Morello continui nella sua mission, che è il motivo per cui è sorta con un lascito testamentario di oramai tanti anni fa, e quindi che sia una scuola di musica e di ballo. Sul fronte del degrado potrebbe intanto iniziare il comune a rendersi conto che quegli spazi non possono essere abbandonati a se stessi e luogo di frequentazioni dubbie e di deposito di immondizie di ogni genere.